Gli ultimi due passi, sempre se va bene, 2 posti per 3 squadre per guadagnarsi il campionato di promozione l'anno che verrà, una settimana per finire o faticare ancora. Amici di Sportisili, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti al Roberto Sorrentino Accademia Trapani Gemini e il triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Agnello, l'alzata con presunto fallo su Zaccone, si va ancora avanti, c'è il destro piazzato, Ilardi respinge, poi Mangiapane a levar via. Alzata per Cosenza, destro al volo, sul fondo. Battuta affidata a Cosenza, anche con una finta cross in mezzo, Messineo a levar via, c'è anche lo guasto, poi il tiro schiacciato, e se di poco ci ha provato Seculini. Parte Mangiapane, ecco la richiesta di Renato Maggio, poi Ader da fuori, alza troppo, il pallone finisce fuori dal campo, un intervento senza toccare le gambe dell'avversario. Altra rimessa, Nicola Culcasi, la lunga contro Ader, giù assieme a Mangiapane, poi c'è il calcio di rigore. Cosenza anche con il palo, 1-0, Accademia Trapani, il gol di Vito Cosenza, il secondo consecutivo e l'Accademia passa. Colpo di testa, convinto a staccare via Petrocella, avanza contro Nicola Culcasi, ancora Petrocella, mette dietro Centinaro, destro sul fondo, la reazione. Occhio a Castiglione, verso l'interno, l'intervento di Reina, il pallone però ce l'ha sempre l'Accademia. Messo in mezzo, la girata tentata da Secolini, attenzione a Cosenza, esce sì Ilardi e la blocca in due tempi. Sale anche Zaccone a sinistra, pallone ancora di Mattia Lio, calcia da fuori in stretta. Si ricomincia da Vincenzo Reina, lancio lungo in scivolata, l'intervento di Graziano. Ader perde il contrasto, riparte l'Accademia, 3 contro 4 praticamente. Pallone allargato da Saul Castiglione verso il centro, sinistro troppo schiacciato verso il fondo. Cosenza per Secolini, eventualmente c'è Saulo Castiglione che riceve adesso, Castiglione pallone in mezzo con il Secolini che non va con il tapino in porta. Messa guadagnata dall'Accademia Trapani, Messineo levare via basso l'attacco di Secolini, riparte ancora l'Accademia con un altro cross verso Cosenza, colpo di testa Ilardi, in calcio d'angolo, occasionissima per Vito Cosenza. Cammareri segue il movimento corso, ma è ancora Accademia Trapani con Saulo Castiglione, cross in mezzo, Ilardi ad anticipare i propri avversari, c'era Candela lì, poi contrasto, calcio di rigore assegnato dopo all'Accademia Trapani, conquistato da Cosenza. Cosenza, tiro potente, quasi sotto la traversa, a fare 2-0 per l'Accademia Trapani al minuto 74. Ancora Vito Cosenza. Ma Cosenza in mezzo sul secondo palo, colpo di testa, il 3-0 dell'Accademia Trapani con Graziano, aveva chiesto palla, è stato solissimo in area di rigore e va ancora avanti la squadra di Amoroso, 3-0, grandissima festa. L'aggancio di Candela a superare Mangiapane, ancora Candela, c'è lui il pallone, calcia Candela, un po' di deviazione, occhio alla Gemini però che avanza con Corso davanti a Mistretta, la risposta, attenzione a Messina, pallone spazzato via, quasi tutti in campo per aspettare il triplice, il fischio, eccolo qui, l'Accademia Trapani vince, batte il Gemini per 3-0, la doppietta su calcio di rigore di Cosenza. E poi il gol di Graziano